il campo profughi d'Europa. E allora eccoci qua rientrati in studio. Allora dicevamo prima della pubblicità, un tema che ha scaldato gli animi in queste ultime settimane, un tema che ci ha riportato, ormai ci riporta indietro negli anni, perché è una storia che continua a ripetersi: l'Austria che è pronta a schierare l'esercito ai valichi di frontiera, la Francia, la Spagna che chiudono i porti, l'Italia che cerca di, come dire, cerca di alzare la voce e dice all'Europa: aiutateci, perché qui arrivano sempre di più. Ormai è la porta d'ingresso di fatto dall'Africa verso l'Europa. Più dell'80% dei profughi aspiranti tali transitano per le nostre reti. Questo che lascia più sbigottito è la disinformazione giornalistica. Allora, noi oggi trattiamo in particolare questo tipo di informazione, perché i profughi arrivano in Italia. Allora sembra che dall'Africa abbia bisogno di venire in Europa, e invece scopriamo stranamente che non è l'Europa, ma è che è l'Italia che vuole che vengano gli africani in Italia. Questa problematica è una problematica abbastanza seria, perché i giornali fino adesso non ne parlano, o ne parlano in maniera molto vaga. Allora c'è un'operazione, diciamo, italo-africana nel agevolare il passaggio delle popolazioni africane in Italia, e ne abbiamo contezza perché abbiamo un pezzo che riguarda... Certo. È stata una delle dichiarazioni, delle interviste che ha fatto... Non smentita, tra l'altro, delle dichiarazioni che ha rilasciato Emma Bonino. Ascoltiamola. Bisogna che ci diciamo che bisogna tentare di cambiare, ma il fatto che nel 2014 e 2016 abbiamo chiesto che il coordinatore fosse a Roma, alla Guardia Costiera, e che gli sbarchi avvenissero tutti quanti in Italia, l'abbiamo chiesto noi. L'accordo l'abbiamo fatto noi, violando peraltro Dublino, ma quello sarà un altro discorso. Ecco, questo diciamo è stata la dichiarazione che è finita su tutti i giornali, e che improvvisamente abbiamo scoperto che in pratica, insomma, l'arrivo dei profughi nei porti italiani era una cosa che era stata concordata. Panfiglio, lei era una cosa che aveva subodorato, cosa dice? È una lettura di quello che la politica ha fatto. Non abbiamo prova se questa incapacità di valutare questo fenomeno da parte della nostra classe dirigente sia la causa degli sbarchi. Io dico che, in maniera molto semplicistica, quel governo lì ha tentato di scambiare questo favore fatto all'Europa, cioè ce ne occupiamo noi, perché chiedeva flessibilità in termini di bilancio, e dunque chiedeva in quel momento lì: fateci fare più debito perché dobbiamo comprarci un po' di voti alle prossime elezioni. Lo scandalo è questo, perché al di là, al netto di questa decisione che ha preso quel governo, che non è stata comunque supportata da un progetto, ed è evidente, ovviamente, di fatto c'è la effettiva carenza di qualità della nostra classe dirigente, da qualsiasi punto di vista, quello di relazione con l'Europa e quello di gestione di un fenomeno che io ritengo comunque epocale e dunque talmente complesso che necessitava una organizzazione specifica e soprattutto un obiettivo politico dichiarato, cosa che non è avvenuta, perché l'obiettivo non può essere l'accoglienza. L'accoglienza è un mezzo per poi stabilire legittimamente, magari non essendone d'accordo, ma qual è l'obiettivo che ha il nostro governo rispetto a quello che sta succedendo.
Certo. Manzolini. Ma condivido quello che ha detto il sindaco Pamphilio, vero? E ci aggiungo una cosa con un attimo di cattiveria. La malafede, la falsità e le bugie che vengono date mediaticamente. E faccio una riflessione: siamo tutti colpiti e tutti informati di quello che sta accadendo al piccolo Charlie in Inghilterra. L'Italia si è offerta, eccetera, eccetera, giornali ne hanno parlato, dedicato pagine intere, ma sui dati del Viminale, spariti 28.000 bimbi e ragazzi stranieri nel 2016, un trafiletto grande così. Allora, che cavolo di paese è questo che si mobilita, giustamente, per quello che è, che io non andrei a discutere con gli inglesi della loro giustizia, del loro modo, della loro sanità, non mi ci metterei proprio, però dico, va bene parlarne di questo caso, ma facciamo silenzio su 28.000 bimbi e ragazzi stranieri spariti solo nel 2016, sono i dati del Viminale questi, non è una cosa, è un trafiletto così. Cosa vuol dire? Vuol dire che questa è un servizio televisivo che viene dato, non questo delle private, perché veramente bisogna dire che sono le uniche che stanno dando voce e stanno muovendo, perché la TV di Stato, che trovo assurdo che la devo pagare addirittura con la bolletta della luce, perché la trovo assurdo perché in qualche modo sono costretto a pagarla, che mi paga un Fazio in una certa maniera, un Giletti per carità che comincia a dare fastidio perché sta toccando determinati temi e te lo sbattono via, insomma io dico non ce la facciamo ad andare a votare a febbraio, secondo me non si va a votare a febbraio. No, questo è un altro aspetto che ci siamo già... Libero sta facendo un sondaggio, non so se l'avete visto, e che sta avendo il 76% di consenso su un eventuale colpo di Stato in Italia con una persona forte. Cosa ne pensate? Sareste favorevoli o meno? Il 76%, non so se l'ha visto, professore. Ecco. Quindi dire quanti italiani leggono il giornale comunque. Come? Potremmo dire quanti italiani leggono ancora un giornale. Beh, diciamo, Libero è un giornale che fa un buon, sto parlando di Vittorio Feltri, sto parlando di Libero, è un giornale che fa un buon servizio, ne leggo tanti, leggo anche Repubblica per dire. Ma la figura dell'uomo forte al comando Repubblica nel 91 c'era un articolo di Daniel in Repubblica che dice l'esercito che bussa alle porte dell'Europa, ed è legato a un libro che è stato fatto nel 2002, L'invasione silenziosa. Quindi questo è un tema che è conosciuto, che è affrontato, che si è dibattuto, ma nel paese delle vincite, quei pacchi, quei quiz e tutte le altre cose c'è veramente un addomesticamento multimediale, ma la gente si sta svegliando vedendo cosa sono com'è questa invasione, perché è sempre di più sentita, perché abbiamo visto anche la svolta, la finzione che ha voluto dare Minniti, ha detto basta, chiudiamo i porti, sapendo benissimo che non può chiuderli. Quali sono i segnali di questo risveglio che lei sta sottolineando? Quali sono i segnali? Sì. Quelli che diceva lei, cioè di una classe politica... No, il risveglio del popolo, quali sono i segnali di questo popolo che si sta risvegliando? No, non è che si sta risvegliando, sta vivendo la drammaticità e in qualche modo gli sta togliendo un po' di salame dagli occhi, insomma, ecco. Questi qua... il segnale c'è perché la gente non va più a votare, e se va a votare mi pare che una maggioranza va a votare per un partito che non è un partito ma è un movimento, quindi 5 Stelle. Mi pare che la dimostrazione del sentimento degli italiani nei confronti della politica è palese. Adesso non voglio difendere. Scusi? È sinonimo anche di indifferenza. Non è sinonimo di risveglio però. Questo è il problema. No, attenzione, di fronte a delle offerte, scusatemi, siamo sul mercato, uno offre quello che può offrire e la gente rifiuta quello che viene offerto dai partiti tradizionali
e si rivolge a un movimento che è completamente diverso e che non vuole avere nulla a che fare con i partiti tradizionali, e lo Stato, diciamo che il cittadino lo premia, come lo sta premiando, è un tipo di segnale che viene dato. Che alternativa ha l'italiano quando va a votare, ammesso che lo porteremo a votare con una qualche legge? No? Adesso non sto dicendo che prende coscienza, perché per prendere coscienza ci vuole a livello nazionale qualcuno che cerchi di coordinare un'idea. Allora, per carità, l'attore e comico Beppe Grillo è riuscito a coordinare una cosa che altrimenti era impensabile. Guardi che Beppe Grillo andò a parlare per tempo con Giorgio Napolitano, e peraltro prima ancora che diventasse presidente e anche durante la presidenza, e lo considerò un saltimbanco, e il risultato è questo. Cioè la gente non ha possibilità di fare una propria scelta, viene imposto un menù che il cittadino italiano non vuole mangiare. Allora, se gli offriamo qualcosa di meglio, probabilmente accetta, ma soprattutto perché questa è una falsità. L'immigrazione, che in Spagna viene vietata e viene ostacolata, io ho visto nella televisione nazionale spagnola lo sbarco di gente che si era buttata dalla barca e stava guadagnando la riva, e i soldati, la milizia spagnola sparava e ha ammazzato i negri che si volevano andare in Spagna. Nacque un grande scandalo, però qui non ne abbiamo sentito contezza. Lo stesso vale per tutte le altre nazioni. Perché non sbarcano in Francia? Che differenza c'è? Se parte una nave posso tranquillamente sbarcare a Nizza, ma c'è una volontà politica perché questo sbarco avvenga, e scopriamolo perché. Certo. Ballestero, l'ho fatto attendere un attimo che abbiamo un telespettatore in attesa. Buonasera, mi pare che sia il signor Antonio. Sì, buonasera dottor Trivellato. Aspetti, la sentiamo molto bassa, prego. Sì, mi sente meglio ora, mi sposto? Sì, forse perché lei telefona da Roma, vero? Sì, buonasera Antonio. Buonasera dottor Trivellato. Prego. Sì, senta, io sempre parlo, ovviamente mi rivolgo a tutti, ma in particolare seguo il professore oramai mi conosce, sono diversi anni, quindi allora, per quanto riguarda, volevo soltanto dirle questo, professore, ogni volta mi emoziono quando intervengo, però cerco di andare sul concreto. Sia anche conciso, grazie. In relazione all'argomento immigrazione e banche che affronterete, a parte che condivido l'analisi dei 5 Stelle che lei ha fatto un minuto fa, come al solito, perché quello che è successo a Roma è quello che lei ha descritto, cioè a un certo punto la gente ha torto o ragione, poi si può discutere se governano bene, se sono capaci, sono incapaci, questo io dico, faccio un'analisi storica, ha proprio deciso in base a quella insoddisfazione che lei, professore, ha descritto bene quando ha parlato di un qualcosa di alternativo, di offerta di un mercato, di qualcosa che era di diverso. La gente a Roma, le lo dico io che non ho comunque votato i 5 Stelle per tutta una serie di motivi, ma non c'entrano niente, è inutile, però la gente ha proprio votato per quello, perché aveva voglia, tra virgolette, di cambiare, ha torto ragione, su quello lei, professore, al di là dell'offerta valida o meno, eccetera, eccetera, ha pienamente ragione. Invece, professore, volevo dire una cosa, volevo segnalare una cosa, che certo secondo me col discorso di immigrazione e banche, peccato che abitiamo lontano, se no le volevo segnalare, non so se lei mai ha letto, lei ne ha parlato spesso della Germania, se lei le è capitato di leggere un libro di del professore Vladimiro Giacchè, vado a concludere, sono veloce. Bravo. Il professore Vladimiro Giacchè, mi scusi la pronuncia, ha scritto un libro sulla riunificazione della Germania dell'Ovest e dell'Est, effettuata a ridosso del crollo del muro di Berlino, cioè negli anni 90, intorno agli anni 90, rapidissima. Questo libro
si chiamava mi scusi la pronuncia, sono ignorante, non ho la sua cultura, questo libro ha come titolo Anklus, cioè mi scusi se lo pronuncio male, quel termine con cui Hitler utilizzò quando unificò la Germania con l'Austria con la Germania, cioè non più che unificò, proprio fece una vera e propria annessione. Bene professore, in quel libro c'è raccontato, viene documentato, devo dire per onestà nei suoi confronti e per coloro che sono presenti, dottor Trivelato e altri dello studio, e per gli spettatori, che chi l'ha scritto è un economista, filosofo, ma si occupa di economia di origine marxista. Ma detto questo, al di là delle sue idee, documenta molto bene come fu fatta questa riunificazione senza scrupoli, documentando una serie di provvedimenti legislativi con la quale piegarono la Germania dell'Est. Peccato che, ripeto, abitiamo lontano, non so se lei l'ha letto, ma signor Antonio, se riesce ad arrivare al punto. Questa unificazione fatta a Germania dell'Est in maniera brutale furono proprio Kohl e Schäuble, che all'epoca era ministro degli interni e poi occupò sempre nell'ambito di questa vicenda un ruolo molto più importante, e come collaboratrice aveva l'attuale presidente Merkel. È un libro molto interessante, della spietatezza con cui fu fatta questa cosa. Antonio, aveva una domanda da porre? Sì, la faccia che dobbiamo andare avanti. Ha ragione, dottor Trivelato. Volevo concludere dicendo che questa vicenda degli immigrati, come quella delle banche, ma degli immigrati, io la vedo come lei l'ha detto qualche volta, la vedo proprio come non vorrei utilizzare la parola complotto, non so se lei che cosa ne pensa, però la vedo come un'azione mirata nei nostri confronti. Un'operazione organizzata. Io vedo in questo lo zampino della Germania appoggiata dalla Francia, però vedo una vera e propria azione spietata nei nostri confronti, l'immigrazione, tutta una serie di cose che lei professore ci ha insegnato per molto tempo. Adesso le rispondiamo, signor Antonio. Della lunghezza dell'argomento. Grazie signor Antonio, grazie, buona serata. Ballestino, vuole rispondere lei al signor Antonio, che vede in questo fenomeno dell'immigrazione così una sorta di operazione concordata, organizzata? C'è chi parla di invasione, c'è chi... è difficile anche alla luce per esempio di autorevoli interventi come quelli fatti, li abbiamo sentiti dall'onorevole Bonino, che insomma ha una lunga frequentazione con i palazzi di governo, non solo per essere stata per anni all'opposizione, ma anche per aver partecipato compiutamente insomma ad attività di governo, e quindi anche non solo in Italia ma anche in Europa, e quindi insomma io ritengo abbia parlato con cognizione di causa. E quindi questo, insieme con tutta una serie di altri dati, di altri elementi, lascia supporre che sono accaduti poi nel tempo, insomma, lascia supporre che vi sia sicuramente da parte nostra almeno una sottovalutazione di questo fenomeno, e una gravissima sottovalutazione di questo fenomeno, sia dal punto di vista del fatto che così facendo abbiamo in questi ultimo quinquennio, sicuramente agevolato un aspetto che io trovo odioso, e su questo l'ipocrisia torna secondo me ad essere presente nel nostro modo di gestire queste cose. È inutile che facciamo finta di non saperlo, ma abbiamo agevolato una vera e propria tratta, cioè il fatto che qui si sappia che in Italia si può entrare non dico comodamente, ma abbastanza facilmente, sicuramente induce chi sfrutta questi fenomeni migratori, che non partono certamente dalle spiagge libiche, ma arrivano anche dall'entroterra africano ben spinto, cioè al di là del deserto, quindi nel Centrafrica, spinge evidentemente, lo sappiamo, da ormai aspetti che vengono indagini e pezzi di indagini che sono stati ormai resi pubblici, intercettazioni telefoniche e altro, vengono sfruttati economicamente da gente di malaffare che continua a sfruttare il fatto che qui ci sia una porta aperta in un condominio, quello europeo,
dove noi insieme agli altri abbiamo gli stessi obblighi, quello di presidiare i nostri confini, e che difficilmente possiamo convincere qualcun altro che poiché abbiamo tenuto la porta aperta gli altri si debbono suddividere gli oneri di una migrazione che ha i crismi non solo o non già di migrazione per motivi di natura politica eccetera, ma ha, così come per esempio un altro autorevole personaggio l'ha detto in questi giorni, cioè Macron, no, quelli non economici, quelli economici te li tieni tu, io casomai ti potrò essere... Sono l'80%. Ecco, quindi i miei porti rimangono chiusi. Sulla disinformazione. Allora, la porta non è stata dimenticata aperta e quindi qualcuno ne approfitta. La porta è stata deliberatamente aperta e il portinaio è la mafia, va bene? Questa è una chiave di lettura... No, è così. Allora, a questo punto non possiamo dire ma forse questo partito o quell'altro, perché abbiamo contezza, e vorremmo esporlo, che c'è una volontà politica e non una volontà, è una forma molto generica. Ci sono delle decisioni prese da ministri italiani che, concordando con l'Europa, dicono allora noi facciamo l'immigrazione ma voi ci fate lo sconto sul bilancio. E tutta questa operazione viene poi organizzata in maniera tale che la maggior parte si creano le famose onlus o le famose cooperative e diventa un magna magna, come diceva. Abbastanza generalizzato. No, organizzato. Cioè, praticamente è una mafia organizzata che appioggia, va bene, approfitta di questa tratta degli schiavi, perché non è più come una volta che andiamo pagano profumatamente. Non solo, ma quello che dicevo, se avessimo usato l'Italia per trasportare a 4.000 euro a passaggio, probabilmente avremmo salvato la compagnia. Vogliamo vedere vogliamo vedere quell'altro, la seconda parte della Bonino. Sì, però abbiamo un'altra telefonata in attesa. Allora, farei parlare anche la signora Michela. Io vorrei spiegare cioè rispondere molto rapidamente al nostro telespettatore Antonio. La Germania è entrata nell'euro organizzata, sapendo di rapinare, è organizzata a farlo. Noi siamo entrati come degli sprovveduti. Poi Prodi ha fatto quello che ha fatto, quindi praticamente ha portato a nozze la Germania, che aveva e ha tuttora un'economia disastrosa, ma sono in grado, come al solito, a farsene di necessità virtù e quindi fanno. Io sono d'accordo, come mai degli sprovveduti riescono a essere così abili a organizzare invece il complotto? Perché sono gli stessi sprovveduti. Cioè, noi... Gli stessi sprovveduti che siamo entrati in Europa, come l'hai detto, io concordo, come riusciamo a fare un complotto? Ci vuole anche capacità. Guardi, l'ha scritto nel 1847 Goffredo Mameli, perché nell'inno di Mameli c'è scritto noi siamo divisi, siamo derisi perché siamo divisi. Ed ha fatto una fotografia in tempi non sospetti e l'ha messo nell'inno d'Italia, che mi pare è stato ufficializzato recentemente. Sono d'accordissimo. Poi noi abbiamo una specialità, diamo il meglio di noi stessi nelle emergenze, siamo il popolo che vive nei terremoti, che fa business nei terremoti, che fa business nell'ambiente, nella terra dei fuochi, ci mancava solo che facessimo business su queste Sentiamo armi. anche la signora Michela. Buonasera signora Michela. Pronto, buonasera, dopo tanto tempo buonasera a tutti e all'editore Fernando Pavoli in particolare. Prego. Io credo che siamo derisi perché vogliamo noi essere derisi. Sentivo stasera ad esempio che ci sono ancora tutte le macerie ad Amatrice eccetera e la Regione Lazio ha stanziato 3,5 milioni di euro, udite 3,5 milioni di euro per le sagre paesane. Siamo derisi da tutti perché i nostri politici che
mio giudizio dovrebbero essere processati per alto tradimento. All'epoca della Serenissima lo facevano per queste cose, li processavano per alto tradimento e gli tagliavano la testa nella pubblica via. Per queste cose, non che sono i politici ad aver portato gli extracomunitari, i politici e gli imprenditori. Io ricordo benissimo quando qualche anno fa gli imprenditorati veneti chiedevano ad alta voce tramite la RAI, tramite Mediaset, tanti extracomunitari. Ha una domanda, signora Michela? Sono scappati, non ci siamo più. Questi imprenditorati adesso che ci hanno riempito gli africani e non solo, non si sentono più dire che hanno bisogno di tutta questa gente. Poi volevo dire al sindaco, è qualunquista dire che siamo razzisti verso gli africani, perché veda sindaco, i razzisti sono tra di loro. Ha mai visto senegalesi e nigeriani come si legnano? Ha mai visto marocchini e tunisini come si legnano? Sono i primi ad essere razzisti fra di loro etnie. Poi volevo dire un'altra cosa, parliamo sempre degli africani, però siamo invasi anche dai sudamericani. Dicevano in Liguria l'altro giorno che hanno le spiagge libere, sudice, piene di bottiglie di vetro eccetera, quando la domenica i sudamericani vanno in spiaggia, e lo dicevano in Liguria, non lo dicevano in Veneto. Poi volevo concludere, e lascio a voi poi se mi rispondete, che questo qualunquismo di dire che siamo razzisti, specialmente noi veneti, verso gli africani, non è assolutissimamente vero, perché è stato fatto tutto a tavolino. Avete parlato di Emma Bonino che parlava degli extracomunitari, perché Laura Boldrini non dice le stesse cose? Io tempo fa sentivo anche un certo Luca Zaia che dice... È stata chiarissima, la dobbiamo interrompere, abbia pazienza, ma dobbiamo andare avanti con la trasmissione. Chi risponde, la signora Michela? Mi è fatto balenare un pensiero che è di questi giorni. Allora, noi stiamo chiudendo le città d'arte, stiamo chiudendo le spiagge perché vogliamo un turismo qualificato, perché vogliamo un attimo coordinare quello che deve essere il passaggio, visto che abbiamo queste località delicate, ma l'Italia è tutta delicata. Cioè abbiamo queste accortezze su dei punti strategici, ma non le abbiamo su tutto il territorio nazionale. Cioè, quando parlavamo di pragmatismo, quando parlavamo di saper organizzare e di essere veri quando si parla, di dire il vero, non è che questa cosa qui ti fa pensare come si prendono dei provvedimenti da una parte e si lascia tutto il resto, che è quello più evidente, così come sta allo stato brado, insomma, ecco. Questa era l'osservazione. E poi molto semplicistica il concetto: una volta venivano da soli, poi siamo andati a prenderli e adesso se li portano. Adesso vediamo un altro intervento, volevo proporre un altro intervento di Emma Bonino, che è abbastanza, come dire, per certi aspetti esplicativo. Lo sentiamo quando ha parlato al Lingotto a Torino. Dobbiamo avere il coraggio di dire ai nostri cittadini che i 6 milioni di immigrati irregolari nel nostro paese ne abbiamo bisogno. Producono l'8% del PIL, sono l'8% della popolazione, sono contribuenti netti. Nel 2014 hanno pagato le pensioni di 640.000 italiani, hanno inventato 500.000 imprese, dando lavoro anche agli italiani, scoprendo nicchie che gli italiani non volevano coprire. Oggi noi abbiamo 805.000 figli di immigrati che vanno a scuola. Senza di loro chiudiamo 35.000 classi e 78.000 insegnanti lasciano il lavoro per mancanza semplicemente di persone a cui insegnare. Ma dobbiamo avere il coraggio di dire questo, forte e chiaro.
Noi avremo bisogno, come dice una ricerca di Radicali Italiani, ma che è uguale a Fondazione Moressa, al Centro Astalli, ad Assolombarda, a Confindustria, che tanto per essere in equilibrio tra anziani e forza lavoro noi abbiamo bisogno di 160.000 nuovi ingressi l'anno per i prossimi 10 anni. Ce lo vogliamo mettere in testa questo? Sì o no? O pensiamo invece a che cosa? Alla desertificazione del nostro Paese. Ci stiamo costruendo un esercito di 500.000 irregolari, accumulati negli anni, perché hanno perso il permesso di soggiorno, perché... Che dobbiamo fare di questi irregolari secondo voi? Li cacciamo tutti? Siamo sicuri? Siamo sicuri che è possibile? E in più continuano ad arrivare, perché nonostante accordi, controaccordi, tutto quello che volete, gli sbarchi di questo periodo dell'anno sono 40% in più degli sbarchi dell'anno scorso. Non c'è strada legale per entrare a lavorare in questo Paese, per cui tutti si fanno passare per rifugiati e le richieste di asilo vengono ormai respinte al 60%. Risultato, ci stiamo noi creando un esercito di clandestini o irregolari nel nostro Paese. E lavorano in nero e stanno nelle nostre case. E non è che ci rubano il lavoro, scusate, ma diciamolo forte, fanno i lavori che gli italiani non vogliono più fare. Noi abbiamo 800.000 badanti per i nostri vecchi e per i nostri figli, cioè affidiamo a queste le cose più care che abbiamo. E se domani mattina sparissero, 800.000 famiglie si trovano in difficoltà. Allora, questo è un intervento di Emma Bonino, come dicevo, al Lingotto davanti all'Assemblea dei Democratici, sindaco Pamphilio. Allora, questi sono i discorsi che arrivano puntualmente quando ci troviamo e solleviamo l'emergenza migranti, gli sbarchi, i morti nel canale di Sicilia o nelle acque del Mediterraneo. Insomma. Senta, non dobbiamo confondere il problema o la gestione dell'immigrazione che nel corso del tempo abbiamo acquisito e la posizione di Emma Bonino è quella che ha appena esplicato. Non dobbiamo confondere quel fatto che Emma Bonino sia favorevole a quello che sta succedendo con ETA. Grazie a Dio, ci parlo piuttosto spesso, è una delle poche persone che mi sta dando una mano per denunciare questo. Ma non è la stessa cosa, non è la stessa cosa. Bene o male, dobbiamo capirci che questo fenomeno comunque altre nazioni al mondo l'hanno affrontato. Germania, numeri 5 volte più alti, l'hanno affrontato in pochi mesi, in pochi anni, con un metodo, con un processo, con un piano strategico. Dunque, se c'è la volontà politica, si può fare. Quello che oggi non va bene è la gestione del fenomeno. E non va bene il silenzio di tutta la politica che sta coprendo la propria incapacità. Voglio sottolineare un caso. A gennaio 2017 una commissione d'inchiesta parlamentare sul caso di Conetta è venuta, ha fatto un'inchiesta ed era bipartisan, c'erano parlamentari di tutti i partiti, compreso Lega, 5 Stelle eccetera. Lo ricordiamo. Voi potete immaginare che io non sono riuscito a entrare in possesso del verbale? Cioè io attraverso meccanismi regolari e ufficiali non sono riuscito, e siccome che il verbale è scritto che Conetta deve essere chiusa, nessun parlamentare e nessun partito a cui questi parlamentari facevano riferimento hanno mai detto Conetta deve essere chiusa. Sa perché? Perché non hanno capacità di risolvere i problemi. Il problema non viene risolto. Il problema non viene risolto e dunque il problema più grosso non è tanto il fenomeno, che è complesso e che assolutamente è l'incapacità di gestirlo. Certo. Taccio. Balestriero. Ma non mi trovo completamente d'accordo con il sindaco. L'incapacità di gestirlo
secondo me non la si fa a valle, ma la si fa a monte. A valle gestire un fenomeno, mi permetta, gestire un fenomeno con un fenomeno migratorio così complesso, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti connessi alla necessità di gestirlo dopo, per fargli fare che cosa? Cioè io quando sento parlare di migliaia di migranti che mi sono passati, perché quotidianamente faccio sto mestiere, sotto letteralmente le mani, perché questo è il mio mestiere, lavoro alla scientifica, quindi di conseguenza questo è un fenomeno che da parecchi anni me li vede proprio materialmente passare, baldi, giovanotti, tutti maschi principalmente, tutta gente munita di telefono, lasciamo perdere, eccetera. Ora, io vorrei capire, provenienti da aree geografiche ove il lavoro e l'istruzione d'altra parte non è un loro patrimonio, purtroppo, ecco, allora io dico, questo fenomeno migratorio che ha sicuramente delle basi, come dire, umane, perché fa parte della storia dell'essere umano, ma che è, come l'abbiamo visto, agevolato per una serie di ragioni che sono quelle di carattere economico, perché scontiamo, non scontiamo, facciamo, brighiamo, chissà quali forze oscure ci sono dietro questa cosa, no, qualcuna le abbiamo anche analizzata, questa gente che viene in Italia e che viene agevolata da un nostro approccio evidentemente sbagliato, soprattutto incapace di essere produttiva, è difficilissimo da gestire, perché quale tipo di attività, lei cita la Germania, e io per carità ho molta stima dei tedeschi, ma sicuramente hanno una capacità di gestire questi fenomeni che è 10 volte maggiore della nostra, nella misura in cui, se vi ricordate, qualche tempo fa la Merkel andò su tutte le pagine dei giornali perché disse: ah, i siriani, sì, i siriani, però io li voglio quelli che sono laureati e possibilmente capaci di fare questo e quell'altro. Allora, il problema qual è? E Macron che certamente non può essere bollato per essere uno di destra o altro, no? E che è stato applaudito dalla nostra sinistra e sicuramente sarà una persona illuminata, ha detto: signori, tutto quello che volete, però quelli economici a me francamente non me ne può fregare di meno. Perché? Perché quelli economici per me sono un problema, e sono un problema serio qui come lo è in Africa sicuramente, dove la progettualità per cercare di far evolvere queste persone e di portarle, diciamo, ad una capacità produttiva autonoma sono indubbiamente scarsi, oppure spesso e volentieri dietro vi è la mano di ben altri interessi economici che non sono quelli della cooperazione, e questo lo sappiamo, anche questo. E allora risolvere il problema a valle è difficilissimo, lo si risolve secondo me attraverso una politica che sia coerente a livello europeo, e coerenza significa che, se ripeto, le porte del condominio devono stare chiuse, si debbono tenere chiuse, punto. Dopodiché entrerà, come è ragionevole possa entrare, perché io non sono favorevole a spariamogli a tutti quando entrano, ma se aziono attività dissuasive ne verranno meno, e coloro i quali verranno saranno anche in grado di gestirli scindendo coloro i quali sono economici da quelli che sono migranti di natura politica. Manzolini, bisogna chiudere. Ma allora, a me cosa facciamo? Torniamo a me spaventa Minniti che dice: ma il problema si potrebbe risolvere. Noi abbiamo 8.000 comuni, se ogni comune fa la sua parte il problema si risolve. Però un ministro che non è stato eletto dal popolo, i comuni e i sindaci sono eletti dal popolo, dice: ma sono 1.200, solo 1.200 i comuni che vogliono accollarsi questa cosa. Ma se i sindaci che rispondono ai cittadini prendono delle decisioni che non collimano con quelli di Minniti, che non è stato eletto, perché noi dobbiamo accettare queste cose? Poi io ho massimo rispetto per la Bonino e condivido tante cose, però non possiamo trattare il problema dell'accoglienza parlando poi di dati economici che abbiamo bisogno, che risolverebbero i nostri problemi, perché io non ci credo che uno parte da un'altra parte del mondo per venire a risolvere i problemi degli italiani, verrà per risolvere i suoi problemi.
che magari i suoi problemi possono collimare con i nostri problemi, ma lo dobbiamo verificare questa cosa. Andiamo a vedere quanti sono andati a lavorare di quelli. Andiamo a vedere. Ma se non lavorano lo sappiamo. No, perché lo sappiamo, questo è il punto della questione. Lo sappiamo anche cosa vogliono fare i cacciatori. Ma che progetti di formazione ci sono intorno a queste 500.000 persone che sono arrivate in Italia in questi 5 anni? Sono d'accordo, ma quello che dobbiamo far capire è che di fronte a questa problematica, è stato ben evidenziato, c'è l'incapacità di gestirla a monte, ma e questa è la parte pericolosa, con la voglia di mentire alla gente dicendo che serve, che è utile e che siamo buoni e che siamo eroici, perché quando io prendo i titoli Italia e Grecia eroici e siamo quelli gli ultimi in Europa, perché siamo gli ultimi, la Spagna si è ripresa, il Portogallo si è ripreso, non è possibile che... Certo Manzolini, c'è da dire che proprio di questi giorni, quindi anzi di oggi, questa inversione di tendenza da parte anche del governo, diciamo, comunque del Partito Democratico. Noi abbiamo fatto i sondaggi appunto su queste nuove intenzioni di Matteo Renzi. Cosa dice professor Casa? C'è un'inversione? Se c'è una forma di populismo in Italia oggi è rappresentata dal Partito Democratico. Dice una cosa, poi ne fa un'altra e la fa in maniera poco opportuna. Quello che noto, c'è un altro aspetto, che questa immigrazione viene benedetta dalla Santa Sede e non è una cosa casuale. C'è un incontro importante tra Obama e il Santo Padre, questo e non a caso. C'è un cambio di potere all'interno del Vaticano che coincide e con la lasciata con l'abbandono del titolo di Papa da parte di Benedetto XVI. È una cosa che passa come se fosse un fenomeno quasi naturale e invece non lo è. Questo è molto importante e immediatamente il Papa Francesco va a Lampedusa e fa quel discorso di accoglienza e praticamente apre le porte. Mario Mauro reagisce, ministro della difesa, reagisce positivamente e si ha il cosiddetto Mare Nostrum, no? Il microfono. Si ha il Mare Nostrum, scusate, che porta l'Italia a diventare la protagonista di questa immigrazione come fenomeno unico. L'Italia tratta con l'Europa dicendo noi accogliamo, ma abbiamo necessità di accogliere, perché effettivamente in Italia abbiamo una popolazione sempre più vecchia e quindi determinati lavori gli italiani non li fanno più, non trovando altri lavori emigrano, i governi non sono in grado di invertire la tendenza e quindi la soluzione è quella più banale: facciamo entrare delle persone che poi useremo come schiavi perché stiamo schiavizzandoli, poi di fatto questa accoglienza dei 2 anni è un business per talune organizzazioni criminali e invece non rappresenta per l'Italia un vantaggio. La migliore integrazione sarebbe quella di farli lavorare. Come facevano negli Stati Uniti, arrivavano e venivano immediatamente integrati attraverso il lavoro, non venivano lasciati 2 anni in balia a se stessi. E in Svezia, per esempio, quando li accolgono, gli fanno fare un corso di lingua, un corso di conoscenza delle materie principali, anche gli insegnano un lavoro e quindi poi li introducono nella società. Allora questa si chiama accoglienza, ma tenerli chiusi come succede a Cona o in qualche altro posto e rinchiusi poi per modo di dire, perché possono uscire, entrare, tutto il resto, senza peraltro dargli la possibilità di essere autosufficienti economicamente e di avere una propria dignità, perché il lavoro dà dignità e fa integrazione, non c'è nessun'altra scuola. L'altro aspetto che ci arriverà tra poco sulla schiena è l'incapacità della scuola di integrare invece i giovani.
Noi non abbiamo un istituto scolastico in grado di integrare delle persone, dei giovani che parlano un'altra lingua a casa, che parlano male l'italiano, e quindi il docente, il maestro piuttosto che il professore non è in grado di affrontare didatticamente questo fenomeno, e invece bisogna che siano in grado, e ci vogliono dei corsi per dire quando ti trovi di fronte a una scolaresca che sono indiani, africani, sudamericani, che cosa insegna un insegnante? Come fa a insegnare? E questo è l'altro aspetto. Poi abbiamo il diritto, invece i tribunali, che naturalmente quando di fronte a reati, anche gravi, non condannano oppure addirittura liberano queste persone, e quindi sono indotte nuovamente a fare azioni criminali che sono negative per noi. Allora che cosa dobbiamo fare? Bisogna cambiare la politica. Chi è che la cambia? Con questo punto I cittadini interrogativo italiani, bisogna che si crei una coscienza. Io spero che queste trasmissioni aiutino un pochettino, magari un granello di sabbia in più, che si crei una coscienza dove i cittadini diventino protagonisti e non succubi della politica italiana. Certo. Su questo punto interrogativo chiudiamo questa prima parte di TV7 Match. Il tempo è scappato via, purtroppo, tante cose da dire, è un problema che si sta trascinando avanti da anni e che a quanto pare continua a non trovare soluzione, anche perché lo sentiamo poi dagli operatori delle forze dell'ordine, dai sindaci che lo vivono in prima persona, anche dagli esponenti politici che seguono alcuni dei rami, come ad esempio quello gravissimo dei minori non accompagnati che spariscono. 26.000. 26.000, ricordiamo. Bene, grazie ad Alberto Panfiglio, sindaco di Cona, grazie a Fabio Ballestriero, segretario regionale Veneto del SAP, grazie a Flavio Manzolini, esponente del movimento Fare. A tra poco, e adesso parliamo delle banche popolari venete, altra nota dolente. A tra poco.